Siamo tornati al Chiastrons Live Show. Abbiamo qua i nostri ospiti, gli Hey Trio, ma soprattutto, non soprattutto perché è brutto da dire soprattutto, ma in particolare in questo momento abbiamo una delle nostre rubriche che una volta ogni tanto tornano, ovvero quella del nostro, scusate se rido perché lo guardo e vedo il suo vestiario che sembra più, non voglio essere scortese, ma un copritavoletta di water che una veste. Però non voglio essere una veste religiosa. Abbiamo qui il nostro padre Pilade. Padre Pilade, per favore. Padre Pilade. Come depilade. Una donna si depilade, padre Pilade. Perché lei vuole essere associato a queste cose? Allora, per essere chiaro, padre Pilade, è un piacere che lei sia tornato qua da noi. Per chi non lo sapesse, lei ha un po' il ruolo di confessare i nostri ascoltatori in diretta radiofonica, senza timore di esporsi troppo, vero? assolutamente. Questa grande cosa vera, molto bene. Oggi io sono qua, sono contento, ma voglio subito iniziare perché io ho cuore grande da dare e subito a confessare. Allora iniziamo subito. Prima voglio ricordare solo una cosa, un insegnamento che lei ci ha sempre dato. Un insegnamento è, anche voi da casa, state attenti, non si può smettere di peccare tutto di un colpo. Bisogna peccare a piccoli passi, un po' come le sigarette, vero? Come le sigarette, come Da 10 sigarette si passa a 5, poi la sigaretta elettronica, peccare uguale. L'importante, diciamo, non che si può guarire tutto in un colpo solo. Bisogna passare dei peccati minori, no? Da grandi peccati a peccati minori, tutto piccoli passi. Che ragazzo sensibile che sei. Guardi, creiamo un motto, lei ha un suo motto, padre Pilade? Non ce l'ho purtroppo. Creiamo un motto in diretta, Lo così a creiamo caso. Con questi giovani chirichetti anche. Sì, facciamo un... non sono chirichetti, è una crew di hip hop. Sembravano, va Ma bene. perché? Nulla... Vabbè, allora, padre Pilade, creiamo un motto per gli ascoltatori. Moto russo? L'aiuto io? No, italiano. Va bene. L'aiuto io, che è così più facile. Va bene. Le do una... Prova allora, peccati. Peccati. Tanti. Ecco, facciamo peccati tanti. Cosa possiamo dire? Peccati... Male. Peccati tanti male. Perché parliamo senza articoli poi, senza verbi? Peccati tanti male. Poi, peccato. Uno. Peccato Singolare. 1. Bene, Okay. perché riduce. Sì. Vizio? Redime. Ripetiamolo assieme così tutti lo imparano. Allora, abbiamo già una telefonata tra l'altro. Allora, peccati tanti male. Peccato 1. Bene. Vizio redime. Oh, abbiamo anche un piccolo motto, possiamo iniziare con la È confessione. importante avere un motto. Allora, abbiamo qui una prima telefonata. Pronto? Oh, buonasera. Mandi. Sono un militare di caserma. Militare di Una caserma. piccola pecora smarrita. Mi prego. farò chiamare Mario per mantenere l'anonimato, va di al ben? Benissimo, Mario. Allora, ci dica. io godo nel visitare le caserme abbandonate Sì. per cercare baionette, che poi alla fine dopo queste baionette le uso per andare a caccia di volpi e tartufi. Lei va a caccia di tartufi con le baionette. Bene. Vabbè. Lei ha qualcosa da confessare, Mario? Vorrei confessare un peccato, uno solo. Ok. Sono 20 anni che faccio il bracconiere di Frodo senza aver mai fatto la licenza di caccia. Molto male. Non riesco ad abbandonare questo vizio. Ok. Ho smesso di bere, pensate, di drogarmi, di andare a femmine e di bere aminoacidi per farmi crescere i muscoli. Ha smesso di fare tutto questo? Sì. Ma? Ma non riesco a smettere di fare il bracconiere. Oh. Come faccio a smettere, Monsignor Padre Pilade? Monsignor Padre Pilade, un aiuto per la nostra pecorella smarrita. Povero figliolo smarrito lui, Povero. Allora, caro da casa, i peccati sono molti, ma tu li hai vinti quasi tutti. Vero, bravo Mario. Devi sconfiggere la maligna piaga che ti lede l'anima, suscitando brutta violenza contro il creato. Mamma mia, che paroloni, Padre Pilade. Per redimerti, trasforma questo tuo vizio in aiuto. Oh, questo è un bellissimo insegnamento, un aiuto. Che aiuto, Padre
padre Pilade? Uccidi! Come uccidi? Con amore! Ma che... Uccidi con amore! Ma cosa vuol dire? In fondo può essere vista l'uccisione per mano umana anche come liberazione. È presto detto. È presto detto. Ah, spieghi perché... Caro fedele Mariotto, Mario. vieni nella mia cattedrale di Villuzza a sparare ai piccioni che disturbano la messa. Ah! Non preoccuparti se butti giù un capitello corinzio del 1750 o un rosone in madreperla. Nessun problema. Tanto sai cosa facciamo? Ovvio. I piccioni uccisi Cosa li fa? andiamo a vendere a Meggiugorri e Piccioni così santi. ripaghiamo tutti i danni e tu libero. Grazie, mandi! Mandi Mario. Molto... Beh, lei, padre Pilade... Uccidere! No. Con amore. Ecco, che quasi mi... Oh, abbiamo un'altra chiamata. Pronto? Mandi! Pronto? Mandi, padre Mandi. Pilade! Speedy Gonzales. No, Mandi, no. padre Pilade! Pro- Allora, pro- non voglio fare il mio nome perché l'ho combinata veramente grossa. Va bene, senza nome, Ho anonimo. saputo un po' di settimane fa di quelle bestie, avete saputo, uccise e mangiate per colpa dell'orso di Tarvisio, un po' di mesi fa. Certo, 2 mesi fa è successa sta Ecco, cosa. L'orso ha mangiato le bestie, le pecore, Sì. tutto. In verità quella carneficina l'ho commessa io. Come lei? Ho mangiato la schiena di un asino vivo, Come ha mangiato la schiena di un asino vivo. che in realtà senza avere fame avevo solo gola. Quindi proprio Ecco. di cattiveria. Io sono un carnivoro e anche un bugiardone perché ho raccontato a tutti i media che era stata la colpa era dell'orso. È stato lei. Sì, sono stato io. Monsignor dottore padre spirituale Pilade. E Assessore. come devo fare per non marcire all'inferno? Grazie. Padre Pio, le danno perfino del dottore, talmente che lei è convincente. Ringraziamo l'aria sulla quarta corda proposta dal nostro organista Dave March. Su queste musiche voglio solo dire mi fa piacere conoscere persone così consapevoli e mature come questo signore. Certo. Cara pecorella smarrita, Lei fa senza ironia. Ecco, fa l'ironico chiamarlo così. Per estirpare la contorta radice che ti tiene ancorato al vizio, trasferisci la tua sete di carne in bramosia di qualcos'altro. Oh, Sempre appartenente all'altrui proprietà. non capisco bene cosa intende dire. Ruba! Rubare! È importante rubare No. se serve a capire che rubare è male. Cosa vuol dire? È un paradosso. Dunque fai così, consiglio dall'alto. Vai nei campi Sì. e derubali dalle mele e dall'uva ivi presente. Ma assicurati di non lavarle se hanno il verde rame, Beh. per usufruire dell'effetto del veleno. Ma che insegnamento, che consiglio è? Nutriti di uva avvelenata! Capirai così a tue spese che rubare si può, ma con conseguenze sempre negative. Ma signori, questa è una perla. Dovremmo chiudere, ma io voglio ancora una telefonata solo perché godo così tanto ad ascoltare. Oh, abbiamo le Pronto? linee intasate. Mandi, Chi abbiamo? Pronto? sono Gian Maria Sodoma. Lei è Gian Maria E Sodoma? non mi vergogno a rilevare la mia identità. Beh, con quel cognome lì dovrebbe vergognarsi invece. Poiché tutti noi siamo affidati e afflitti dal peccato originale. Ah, quindi va bene. Allora, Gian Maria io Sodoma. voglio confessare il mio peggior peccato. Ok. Io sono un pescatore dilettante E fin qui. e niente vado di- nella ledra. Sacrilegio! Sacrilegio! No! È l'inferno No, questa padre Pilade. Eh. Non c'è niente di male nel fare. il Ah, giusto, perché non siamo in Russia, è in vero. Perché in Russia non si può fare il pescatore. È vero. Dicevo, Vabbè, dicevo scusi. che vada. io sono un pescatore dilettante Sì. e vado nella ledra a buttare bombe a mano nel fiume per pescare. Beh, questo Così vengono tutti a galla i pesci. è Mi brutto. sento in colpa perché tutte le anguille che pesco Sì. li regalo ai parenti, agli amici, anche agli sconosciuti, Ok. ma non a mia suocera perché la disprezzo. E lei si sente in colpa per questo, non per le bombe. Sì, cosa devo fare per togliere questo peso della mia anima contorta e afflitta? Mio caro
Padre Pilade. Padre Pilade, caro Padre Pilade, cosa possiamo fare? Velocemente. Lei, in una frase, signore, lei non deve farsi perdonare di nulla. Ah no? Il vizio redime. Il vizio è vero. Sa qual è lei il mio motto che dico da una vita? Qual è il motto di una vita? Peccati! No, l'abbiamo creato. Male! Peccato! Uno! Bene! Vizio! Redime! Diciamolo anche a casa come una litania tutti insieme, anche Chirichetti qua presenti insieme al ritmo di musica. Peccati tanti! Male! Peccato! Uno! Bene! Vizio! Redime! Che bel momento, signori! Grazie mille, tra poco col Chiastronse Live Show!